Un paese spaccato con un sud svuotato dall'emigrazione di migliaia di giovani e laureati. E se cresce il divario tra l'Italia meridionale e settentrionale, si amplia anche quello tra nord e il resto dell'Europa, in un'Italia che è l'unico paese europeo a non avere ancora recuperato i livelli pre-crisi. Questo è il quadro che emerge dal rapporto Svimez, l'Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno, dove la ripresa dei flussi migratori è la vera emergenza meridionale, che negli ultimi anni si è via via allargata anche al resto del paese. Le persone che sono emigrate dal Mezzogiorno sono state oltre 2 milioni nel periodo compreso tra il 2002 e il 2017, di cui oltre 100.000 solo nel 2017. Di queste ultime 66.000 sono giovani e molti di loro hanno in tasca una laurea. Sono più i meridionali che emigrano dal sud per andare a lavorare o a studiare al centro-nord e all'estero che gli stranieri immigrati irregolari che scelgono di vivere nelle regioni meridionali. Questi numeri dimostrano che l'emergenza immigrazione del sud determina una perdita di popolazione, soprattutto giovanile e qualificata, compensata solo in parte da flussi di immigrati modesti nel numero e caratterizzati da basse competenze. Una dinamica che determina soprattutto per il Mezzogiorno una prospettiva demografica assai preoccupante di spopolamento, che riguarda in particolare i piccoli centri sotto i 5.000 abitanti. Le cause di queste prospettive, sottolinea il rapporto Svimez, poco incoraggianti per l'economia italiana, vanno ricercate in primo luogo nella decelerazione del commercio mondiale, sottoposto a pressioni crescenti dall'improvvisa volontà protezionistica in alcuni paesi come l'America alle forti tensioni in diverse parti del mondo.